appassionati di calcio, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Favara. Un saluto da Davide Sardo e dal cameraman Simone Pietro Costanza. Benvenuti alla finale playoff del girone A del torneo di promozione tra due squadre agrigentine, la Pro Favara e l'Aragona. Aragona in campo con Traina, Craparo, Filippo, Sorce, Volpini, Nicastro, Sanchez, Casisa, Lulù, Cambiano, Ribaudo. L'allenatore Marco Aprile. La Pro Favara risponde con Schembri in porta, Palumbo, Salemi, Argento, Scuderi, Priolo, Cusumano, Celani, Zambito, Fanara, Cordaro. Allenatore Ignazio Criscenzo. Argento per Gianluca Scuderi. Riparte l'azione della Pro Favara. Ottavo minuto del primo tempo. Celani, bene per Salemi, attenzione Salemi, il suo esterno, poi Celani, Traina, c'è. Fischia il riso, parte Giovanni Sorce, Fanara allontana, poi Cordaro, supera due avversari, attenzione, va Cordaro in contropiede, attacca la Pro Favara. Ancora Cordaro, abbatte l'altro avversario, servito Cusumano, 3 contro 2, Cusumano il suo cross per Celani, la porta è vuota, ancora Cusumano che la ributta dentro, poi si salva Craparo, Mariano Cordaro, ecco il suo cross in aria, Celani e poi sotto porta, il numero 5, Scuderi fallisce un gol clamoroso. Ecco Cordaro contro Nicastro, se ne va Cordaro, vuole il fondo, ancora Mariano Cordaro, lascia sul posto Nicastro, Cordaro sbaglia il cross. Fanara recupera il pallone, Fanara in zona tiro, Fanara non va. 34esimo minuto, angolo per la Pro Favara, la palla in aria, attenzione Fanara, salva Lulù per l'Aragona. 35esimo minuto, cross basso di Ribaudo, palla fuori di un niente, Aragona vicino al vantaggio. Sanchez contro Salemi, alla meglio il numero 3 della Pro Favara, mette il turbo Salemi, attenzione Salemi, Zambito, Salemi, palla gol per la Pro Favara, Salemi, Traina, salva tutto. Ribaudo contro Palumbo, attenzione, ci riprova l'Aragona. Ribaudo punta Palumbo, se ne va Ribaudo con una magia, Ribaudo, attenzione, Lulù fallisce il tap-in vincente. Sanchez, cross in aria, attenzione Schembri, smanaccia via il pallone. Sorce per Sanchez, attenzione, impreparata la difesa della Pro Favara, Sanchez, un bel cross, attenzione, salva il portiere Schembri, forse ha colpito il palo Ribaudo. Aragona vicinissima al vantaggio dopo 6 minuti dalla ripresa. Francolino, poi ancora Fanara, Sanchez, Cambiano prova a mettere ordine, il lancio in avanti per Ribaudo contro Argento, attenzione, giù Ribaudo, attenzione, arriva l'arbitro, punizione per la Pro Favara e cartellino giallo anche per Cambiano. Si mettono le mani tra i capelli quasi tutti i giocatori dell'Aragona, perché dalla tribuna è sembrato calcio di rigore. È tutto pronto per la punizione Aragona, 23esimo della ripresa, parte Cambiano, la palla bella, rete, un super gol di Eliseo Cambiano e l'Aragona in vantaggio a Favara. Una punizione perfetta per il vantaggio dell'Aragona. Eccoli qui inquadrati da Simone Pietro Costanza, il vantaggio dell'Aragona è sotto la Pro Favara. Da un minuto l'Aragona è in vantaggio. 3 in barriera per i biancoazzurri, fischia Riso, parte Fanara, attenzione Cordaro, rete! Mariano Cordaro, 1-1, botta e risposta in 90 secondi. Esultano i tifosi della Pro Favara, adesso Cordaro va a beffeggiare i supporter dell'Aragona.
Poco fa lo aveva fatto anche Cambiano a sfidare i tifosi della Pro Favara. Adesso Cordaro va ad esultare sotto la gradinata occupata dai tifosi dell'Aragona. Argento, Celani, Argento, via il pallone, Zambito, Cordaro, attenzione, Mariano Cordaro, palla alta sopra la traversa, ribaudo per Lulu, liscia il pallone, Francolino, Sanchez, Schembri fa su il pallone, fischia il riso, parte Cambiano, un passaggio in aria, poi Casisa, palla che fa la barba al palo, fischia il riso, parte il numero 6, è un tiro in porta, la palla filtra, attenzione, cosa ha fallito Fanara a porta vuota, pazzesco. Punizione Pro Favara, 7° minuto del primo tempo supplementare. Priolo in zona battuta, in barriera solamente un giocatore dell'Aragona, attenzione, Traina, la palla è ancora lì, si salva l'Aragona, parte Priolo e un tiro in porta, il suo, la palla è lì, si salva ancora l'Aragona che rischia tantissimo in questo primo tempo supplementare. Si accentra il numero 3 Filippo, attenzione ancora Filippo, la palla è lì, buona per l'Aragona, Filippo, palla fuori, attenzione Sanchez, cross basso, Lulu, tiro, palo e poi calcio d'angolo, super parata di Schembri che salva la Pro Favara. Riceve anche complimenti di ribaudo il giovane portiere Schembri. Zambito, Fanara, 1-1 il punteggio, Cordaro, tiro di Cordaro, Traina e poi Lombardo in fallo laterale. Espulso Fanara, espulso Sorce per reciproche scorrettezze. Fischia il riso, si torna a giocare, parte Cosima, la palla in aria, allontanata, poi la conclusione di Curella, attenzione la bella parata di Schembri, calcio d'angolo, altro calcio da fermo per l'Aragona, fischia il riso, parte Cosima sul primo palo, colpo di testa di Volpini, palla fuori, Celani sul pallone. Fischietta in bocca per Riso, finisce qui la partita, 1-1 il risultato finale, ma passa il turno, raggiunge la finalissima per il salto in eccellenza del torneo di promozione, la Pro Favara per il miglior risultato nella stagione regolare, Pro Favara che ha chiuso al secondo posto, Aragona al quarto posto, dunque il pareggio premia la squadra favarese, che dunque per il salto di categoria ha 2 match point, la finale di Coppa Italia e la finale del torneo di promozione.